A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio. Prima corsa del pomeriggio che inaugura l'autunno. Prima delle due corse riservate a puledri di 2 anni, sono 8 dietro l'autostart sui 1660 metri. Forever Fly, François con F, Fuego Dark, Frida Pax, Furia Love Baldo, Faisal dei Grepi in prima fila, Frisbee B e Flicka LL in seconda. Si avvantaggia subito Furia Love, che però viene contenuta all'interno da Frida Pax, che conquista la corda, e così Furia Love Baldo deve sistemarsi in seconda posizione. Più indietro c'è François con F e 200 iniziali in 15 e 7, a parte della leader. Intanto ha spostato dalla terza posizione François con F, che va su Frida Pax e l'impegna dopo 400 metri in 31,8. Desiste poi François con F e al comando rimane Numero 8, Frida Flicka Pax. LL, squalificato. La squalifica per Flicka, e così è Fuego Dark che si porta gradualmente su Frida Pax e va ad accompagnarla. Lo segue François con F, mentre lungo la corda è sempre Furia Love Baldo, gli altri leggermente discosti. Intanto completamento del chilometro con in vantaggio sempre Frida Pax nei confronti di Fuego Dark e l'impegna. Chilometro completato in 1:18,7. Insiste all'esterno Fuego Dark, si avvantaggia già 450 dall'arrivo e prima del paletto dei 400 può scendere in corda. Prova a riproporsi anche François con F. Lungo la corda, per il momento senza spazio, è Furia Love Baldo. Ha preso vantaggio intanto Fuego Dark, 3 lunghezze abbondanti all'ingresso in retta d'arrivo. Fuego Dark, il netto favorito, viene a concludere isolato in avanti. Seconda vittoria consecutiva per Fuego Dark, mentre per il secondo posto emerge infine Furia Love Baldo, che piega Frida Pax. Più indietro è Forever Fly. Tempo conclusivo 2:05 con 37 a chiudere, questo naturalmente ufficioso, preso dal mio cronometro. La vittoria comunque non sfugge al favoritissimo Fuego Dark, Antonio Di Nardo, per conto di Gennaro Casillo e della scuderia Magafè.